Un cordiale saluto a tutte e a tutti coloro che ci seguono. È ormai consuetudine a inizio anno presentare il programma dell'anno. Non vi dirò per esteso i tanti progetti che intendiamo realizzare. A questo scopo vi invito a guardare il sito della Fondazione, che è ricco di dettagli. Vorrei invece trasmettervi alcune riflessioni che danno il senso del nostro operare. Innanzitutto il totale delle risorse che diamo al territorio. Siamo al secondo anno di una programmazione triennale 2022-2024 che prevede un totale di 165 milioni di euro, ossia 55 milioni all'anno. Questa è una cifra per noi significativa, che significa un incremento del 22% rispetto alla media del precedente triennio e che acquista maggior valore pensando che non sono anni facili dal punto di vista economico e anche del ritorno quindi degli investimenti a cui affidiamo il mantenimento di questa grande macchina che abbiamo ereditato dal passato e che abbiamo il dovere naturalmente di consegnare intatta e semmai accresciuta alle nuove generazioni. Seconda riflessione, la composizione. Come in passato agiamo su un fronte molto ampio che prevede la ricerca e i corretti stili di vita, l'educazione e la formazione, l'inclusione sociale, la ricerca, la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Quindi effettivamente una gamma ampia di servizi alla comunità. Tra questi, tutti di ammontare significativo, voglio sottolineare l'attenzione che prestiamo ai capitoli della ricerca e dell'educazione, che sono quelli precipuamente destinati ai giovani, ai quali quindi consegniamo il testimone cercando di facilitare il passaggio. Ma voglio anche sottolineare l'incremento significativo in termini percentuali che ha avuto la voce ambiente e paesaggio, a testimonianza dell'attenzione che prestiamo alle esigenze emergenti della nostra società. Questo insieme di servizi si accresce poi anche a livello nazionale della partecipazione che la Fondazione ha con le altre fondazioni di origine bancaria e quindi nei programmi al servizio dell'intero Paese come la Fondazione per il Sud, l'impresa sociale con i bambini contro la povertà educativa minorile, i programmi contro la dispersione scolastica e da ultimo il grande impegnativo programma per la digitalizzazione, a cominciare dalle classi deboli da questo punto di vista, ossia la componente femminile, i giovani senza impiego e senza training. Quindi siamo presenti anche a questo livello. E lasciatemi ricordare poi anche l'impegno internazionale, tra cui eccelle un programma che ci sta molto a cuore, che è il QAM, che è veramente un esempio significativo di quanto si può fare con efficacia e con efficienza. Ecco, l'ultima riflessione che voglio trasmettervi è che questo nostro programma è all'insegna anche della flessibilità. Ci teniamo sempre le maglie larghe per adattare il programma a quelle che sono le esigenze emergenti dal territorio, in particolare da quelli che sono i nostri interlocutori classici, ossia le istituzioni pubbliche e il terzo settore. Maglie larghe e flessibilità significa possibilità di adattarci e questo implica un ascolto di quelle che sono le necessità che emergono dal territorio. Con questo voglio concludere, perché appunto riteniamo nostro dovere essere sempre pronti ad accogliere suggerimenti e critiche. In questo senso tutti potete aiutarci a migliorare. Grazie del tempo che mi avete dedicato e tanti auguri, arrivederci alla prossima puntata.